Limiti a 30 km orari, una polemica che ha attraversato l'Italia. Posizione ideologica oppure prudenziale? C'è chi l'ha vista come l'ennesima penalizzazione contro gli automobilisti, che poi sono i cittadini che salgono in macchina per rincorrere la propria vita quotidiana fatta di lavoro, casa, spesa, bambini, scuole. Ma l'altra faccia della medaglia sono i pedoni, i ciclisti, i residenti che auspicano più sicurezza stradale. Ci sono viali a grande scorrimento, ma ci sono anche le piccole vie di quartiere, ci sono le zone da tutelare per la presenza di scuole, di ospedali. Una distinzione che fa anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai. È chiaro che in città ci sono strade e strade, le strade di scorrimento non possono essere a 30 km orari, mentre tutte le strade dei quartieri è opportuno che lo siano. Quindi a Vicenza no al modello Bologna Città 30, progetto bocciato anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che con una direttiva ha precisato che qualsiasi fissazione generalizzata di limiti di velocità nel contesto urbano risulta di per sé arbitraria. In effetti un'imposizione generalizzata di un limite così basso potrebbe causare intralcio alla circolazione e potrebbe persino essere pregiudizievole sotto il profilo ambientale, creando ingorghi e code stradali. Di contro ci sono quartieri dove le auto passano obiettivamente troppo velocemente. Anche nelle vie strette dei quartieri, anche dove passano i bambini, anche in zone dove bisognerebbe stare veramente attenti, ci sono auto che sfrecciano, quindi su questo ci deve essere anche un impegno da parte nostra, dell'amministrazione comunale, con la polizia locale a presidiare di più i quartieri. Il Ministero ha ricordato come ci siano alcune condizioni per abbassare il limite già fissato a 50 km orari. L'assenza di marciapiedi e movimento pedonale intenso, oppure anomali restringimenti della strada o pendenze elevate, oppure ancora andamenti tortuosi di nuclei storici e vecchi centri abitati, la pavimentazione scivolosa o curve pericolose. Al di fuori di questi casi, ogni deroga a 50 km orari dovrebbe essere quindi motivata. È importante dire che a Vicenza ci sono già tante zone 30, nel senso che all'interno di tanti quartieri le precedenti amministrazioni hanno previsto il limite di 30 km orari, in particolare vicino alle scuole e ai luoghi di particolare interesse. Ed è importante che sia così e l'amministrazione ha in mente anche in altri quartieri, dentro i quartieri, di inserire zone 30.